sono venuto a trovare un carissimo amico, un grandissimo artista che ha scritto delle canzoni meravigliose e una piccola parte della sua storia mi riguarda perché ho avuto il piacere di collaborare nella stesura dei testi per tante canzoni, per addirittura 3 album di questo personaggio che non vi svelo ancora, ma sono davanti a casa sua e più precisamente anche davanti allo studio da dove sono nate tantissime delle sue meravigliose canzoni che hanno fatto la sua storia. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Stefano Borgia. Stefano Borgia. Sei tu. Come la mia canzone del Festival dell'89. Entro subito. Fammi addormentare sopra il tuo seno, sei. Guarda chi c'è, ma guarda chi c'è, chi ti ho trovato qui volevi trovare a quest'ora. La mattinata è andata, Ecco, è passato. Sai tu che io allora, chiacchiero, sì, ma sì, più lo che so, altro lo so, canto, lo so. vi faccio sentire tutti i miei tutti brani. Sanremo. Tradiscono i decenni. Disco nuovo. Certo. Se ti prendi una sedia, ti metti là, te la canti. Sì, canto io. Forza, che canto io è normale. Scusa. I miei Quindi amici di questa canzoni cosa. d'autore e di Mille Voci, ai Amici quali ho di canzone fatto d'autore di Mille Voci, ai quali ho fatto una sorpresa. Buonasera. Sarà sera, certo. Buonasera da Medominghi, da Stefano Borgia. Buonasera, sono venuto qui a trovare la Matteo Micchi che mi ha fatto una sorpresa e ha preparato un brano che abbiamo scritto. Ecco, uno di quelli che abbiamo scritto insieme. Tu accesi i termosifoni al massimo, ma qui fa già No, 26 che gradi. termosifoni, è il nostro allora calore, mi emoziono sono quando le io vedo macchine, Matteo sono le Micchi, mi macchine. emoziono. Ma te la ricordi quella dell'originale? Originale. Lei che dimentica di notte la sua età, così alta su quei tacchi, troppo grande la città, Che nasconde la sua storia, la sua vera identità, ma era tanto grande, importante quell'amore, ingannato ormai. lei Mille facce, mille corse, mille idee, ogni giorno una battaglia per un altro in più, che non ha per lei parole, solo mani e fantasie. E com'è distante e differente quell'amore che ha perduto ormai. ma non c'è nessuno che abbia voglia di guardarti dentro ormai, nessuno che aprirebbe la tua porta per vedere come sei, chi stringerebbe adesso fra le mani quelle tu, ma era tanto grande, importante quell'amore che ti manca ormai. Lei, il colore dei suoi occhi non lo sai, e se chiederai alla gente per le strade di città di quel corpo adolescente ti diranno non li ha, ed invece piange che si sente sola come non è stata mai. Ma non c'è nessuno che abbia voglia di guardarti dentro ormai, nessuno che aprirebbe la tua porta per vedere come sei, chi stringerebbe adesso fra le mani quelle tue, ma era tanto grande, Importante quell'amore che ti manca ormai. E tu mi raccontavi che l'hai cantata no, varie volte è accaduto che mi chiamato, io faccio degli incontri nell'università, con incontri di studenti, ovviamente in occasione della festa della donna l'8 marzo a Macerata, nell'aula magna, abbiamo incontrato gli studenti, abbiamo parlato di questa tematica e quindi con un gruppo che mi hanno accompagnato e ho fatto questa canzone che tra l'altro non suonavo da parecchio tempo perché in realtà questo è una di quelle che faccio con qualche volta nei concerti col gruppo
accompagna. Quindi adesso se sbaglierei qualche accordo, Ma no, che se ne frega, non è che lo sbagli. anzi sbaglialo di proposito, No, così non sbaglio facciamo niente. vedere che non l'abbiamo preparato. Ma invece può essere interessante, no, ma non lo devi dire, però è preparatissimo. È preparatissimo. Ma verrà qualcuno che avrà voglia di guardarti dentro, ormai qualcuno che si aprisse la tua porta per vedere come sei. Ti stringerebbe adesso fra le mani quelle tue. Sarai tanto grande, importante, forse come non sei stata mai. E con questa canzone io e Amedeo auguriamo a queste ragazze di riprendere la cosa più importante che abbiamo nella vita, la libertà. E l'amore. Ciao, ciao, ciao da Amedeo Minghi e da Stefano Bolgia agli amici di Canzoni d'autore e di Stringi, Mille chiudi, Voci. un finale, non trovo mai un finale. No, niente. Ad libitum. Eh,